3, 2, 1, siamo in onda. Buongiorno a tutti, qui Beppe da Inner Freedom Team e sono con Alessio Veneziano di Veneziano Therapy, un terapista psicosomatico e oggi siamo qui a fare questo podcast, questa intervista perché la settimana scorsa Alessio ha intervistato me anche per sapere un po' come ho iniziato e tutto. E oggi vorrei un po' ricambiare il favore, Alessio, quindi sapere perché chi soffre di dolore cronico deve rimanere qui fino alla fine e sentire la tua storia e sentire come puoi risolvere i loro problemi. Perché usi un metodo diverso dalla terapia convenzionale, a quanto ho capito. Ma ci dirai tutto di più tu. Ciao Ciao Alessio. Beppe, ciao Beppe, grazie per l'invito e per il ricambio. Sono emozionato dal darti questa, insomma, mia esperienza e rispondere alle tue domande. Quando, quando vuoi possiamo iniziare, Sì. sono pronto a quello che hai da chiedermi. Magari iniziamo con un po' con una presentazione, dici un po' chi sei, come hai iniziato, cosa ti ha spinto ad entrare nel mondo della terapia per il dolore cronico e che cos'è Veneziano Therapy. Ok, allora iniziamo quindi proprio dall'inizio. Prima di diventare terapista psicosomatico, poi spiego che cos'è, cosa vuol dire. Probabilmente qui in Italia non si usa molto questo termine. C'è chi pensa che sia un psicologo, chi invece è un terapista ehm, olistico in generale. C'è un po' di confusione, magari faccio un passo indietro per dire da dove parto, da dove sono arrivato. Tutto è iniziato intorno ai 17-18 anni, sono reduce da un dolore cronico pelvico a causa di un trauma fisico calcistico e ho passato anni di terapie convenzionali, fisioterapia, onde d'urto, farmaci, per capire come risolvere la mia problematica. Dolori cronici all'ileopsoas, quindi la parte genitale, insomma, dell'adduttore. Nulla è andato bene, nel senso che c'era sempre qualcosa che non andava, dopo qualche mese ritornavo magari a giocare, qualche mese e dopo qualche giorno di nuovo sentivo dolore per poi dire cavolo, com'è possibile che sono passati 6 mesi e ancora il dolore è lì, nonostante ho fatto tutto quello che potevo. Negli anni poi questo dolore cioè, diciamo che è guarito da solo, senza fare nessuna tipologia di terapia, perché comunque io ho smesso di giocare a calcio, che per me era comunque un piccolo sogno, come molti bambini italiani che vogliono diventare calciatori, l'ho messo da parte, comunque non ero nel professionismo, quindi alla fine ho detto, vabbè, farò altro nella mia vita, ho iniziato a studiare, quindi diplomarmi in informatica, per poi fare un lavoro, insomma, normale. Facevo l'informatico i primi anni dai 18 ai 22, un lavoro che non mi piaceva, e in quegli anni il dolore è iniziato poi alla cervicale, ok? Mm. Quindi a causa anche questo di un trauma fisico in palestra, facendo panca piana, quindi eh, semplicemente sollevando un bilanciere, dolore che si radiava dalla cervicale verso la scapola, ho aspettato, nulla, dopo 2 o 3 settimane sempre il dolore comunque era rimasto, e da lì è diventato cronico, nel senso che nonostante poi le terapie che avessi fatto, il dolore era sempre latente. Da una scala da 0 a 10 possiamo dire che era sempre a 7, 7, 6, in base comunque allo stress. Perché ho parlato del mio lavoro? Perché il lavoro in realtà c'entra molto in questi dolori qua cronici, fino a che dopo varie terapie senza successo, a 27 anni, 26 anni entro in fisioterapia studiando in Olanda. Devo togliere un po' devo farla un po' più veloce perché se parlo di ogni anno di cosa è successo ci metteremo 3 anni,
un anno proprio di podcast. Quindi del dolore cronico alla cervicale è nato mentre che lavoravo al PC, ok? Lavoravo al PC, ok, c'è stato il trauma fisico, però non era giustificato da quel trauma fisico il fatto che si perpetuava per mesi. Questo dolore comunque è durato 5 anni. Se facciamo un po' di calcoli da quando è iniziato, intorno ai 22 più o meno, fino ai 26-27, parliamo di diversi anni di dolore. L'ho risolto poi studiando in università di fisioterapia che questi dolori potevano essere collegati al nostro inconscio, al nostro passato, al nostro carattere, alla nostra psicologia. E da lì quindi è nato tutto un altro studio, quindi non più della fisioterapia, ma della psicosomatica. Ok? Mi sono formato tramite libri, corsi di specializzazione in questa particolare, diciamo, parte della psicologia, quindi relativa quindi al dolore, fino a che poi, mentre che studiavo, il mio dolore alla cervicale era praticamente svanito in pochi mesi, 2 o 3 mesi da che avevo dolore ogni giorno, ogni settimana, a che ogni tanto arrivava quando ero solo stressato. Oggi questo dolore alla cervicale arriva proprio in momenti in cui sono molto stressato e magari non sto ascoltando le mie emozioni, non sto ascoltando cosa il corpo mi sta veramente dicendo, ok? E cosa è successo? Alla fine, dopo la laurea in fisioterapia, ho detto, ok, questa è arrivata l'ora di iniziare a aiutare comunque gli altri, non solo con le mie mani, ma con quello che sapevo, perché all'inizio comunque, non l'ho detto, facevo il massaggiatore, comunque tra l'informatica e la fisioterapia in mezzo c'è stata un'attività da massaggiatore professionista, perché comunque ero già rivolto verso il fatto di c'era una passione comunque rivolta verso il corpo, rivolta verso la neuroscienza e il cervello e la psicologia. Ero già comunque improntato su quella via. Non l'ho fatto in Italia semplicemente perché non ero passato alle selezioni di fisioterapia per ben 2 anni. Mm. Quindi questo, diciamo, è il tragitto dal avere io sintomi cronici, cervicale, dolore pelvico, a che ho detto, ok, se l'ho risolto io in base alle informazioni che io ho letto, alla neuroscienza, che oggi ci dà tantissime informazioni, perché non aiutare gli altri con queste informazioni? Così è nata Veneziano Therapy, da una vecchia attività di massaggio adesso a un'attività educativa, di educazione. Ho il mio sito web venezianotherapy.com, offro consulenze, diciamo, coaching online 1-1 e individuali e offro un corso che si chiama Neurobalance con, diciamo, tutte queste informazioni che diremo praticamente oggi in un corso, un videocorso digitale per Vabbè, tutti. sicuramente lascerai il sito e il link nella descrizione, così Esatto, ti possono trovare. certo. Una domanda, hai menzionato terapista psicosomatico o comunque la psicosomatica, che cosa significa esattamente? E anche, ti ha aiutato andare in questa direzione studiando all'estero o sono cose che comunque anche in Italia si trovano facilmente? Buona domanda, perché comunque la psicosomatica vuol dire tutto e niente. Psicologia, soma, corpo, quindi l'unione di mente e corpo è una terapia, no? Quindi la terapia mente-corpo. Ehm, Da fisioterapista ho cercato di rimanere, ho cercato di capire cosa la fisioterapia mi poteva dare e nel dolore cronico quello che mi poteva dare era principalmente solo l'educazione a come il sistema nervoso funzionava. Quindi ho preso quella parte lì e poi tutta la parte, diciamo, pratica che purtroppo la fisioterapia convenzionale oggi non ci offre, quindi la parte di respirazione, la parte di mindfulness, qualcuno la offre, ma non è nello standard curriculum del fisioterapista.
Ecco perché poi ho cercato le risposte altrove, alla psicosomatica. La psicosomatica appunto è la scienza di questa connessione mente-corpo. In varie parti d'Europa, insomma, o del mondo comunque si parla di mind body therapy, che potrebbe essere quella più vicina al nome psicosomatico, ok? Molte persone pensano psicosomatico come qualcosa che è creato dalla testa, creato dal cervello, è inventato dal cervello, sei pazzo, oppure magari te lo stai inventando, sei troppo suscettibile o sei tu che in realtà sei troppo debole e crei questi sintomi. In realtà nulla di questo. È semplicemente il fatto del creare dolore attraverso il sistema nervoso ipersensibile e rilasciarlo attraverso appunto il soma, il corpo, ok? Semplicemente questa connessione. Mhm. Per quello che ho messo sono voluto chiamare terapista psicosomatico perché in realtà utilizzo semplicemente l'educazione e queste terapie che diremo tra pochissimo sul ristabilire questa connessione mente-corpo. Ok? Eh. Tu quindi hai creato questo tuo nuovo metodo, questa tua società, Veneziano Therapy, ma il settore della terapia, il settore olistico, diciamo, è molto competitivo, c'è tanto, diciamo, cosa ti distingue? Cosa ti caratterizza? Allora, in Italia la competizione è poca. Per fortuna, diciamo mia, sfortuna per, diciamo, i clienti che comunque non trovano queste, ehm, queste alternative. All'estero si parla quindi di mind body therapy, Mm? negli USA si parla di mind body therapy e c'è molta più competitività in quel senso lì. E cosa distingue quindi la psicosomatica, quindi a quella terapia convenzionale? È semplicemente il fatto di dire, ok, tu hai dolori cronici, non sono dati da problematiche strutturali del tuo corpo, se hai Mm? dolore alla cervicale non è il modo in cui tu sei seduto o il modo in cui le tue ossa sono deformate o comunque non è l'ernia, non è la scoliosi che crea il dolore, ma è il sistema nervoso ipersensibile che crea il dolore. Questo non lo dice solo la psicosomatica, proprio lo dice la nuova neuroscienza. E l'approccio quindi è rivolto unicamente al mindset, all'educazione, allo stile di vita, al processare le emozioni, piuttosto che a fissare o aggiustare, raddrizzare il corpo, come molte terapie, se non la totalità delle terapie convenzionali, cerca di fare. Ok? Se andiamo dal fisioterapista, ti dice fai questi esercizi dall'1 al 10, ti do un foglio con gli esercizi, fatteli ogni giorno, vedi cosa succede. Se vai dal fisiatra, ti dirà di semplicemente fare una visita di controllo se il tuo corpo è tutto a posto, se non è a posto vai dal fisioterapista, vai dall'ortopedico, insomma ci sono vari giri che nella medicina convenzionale si fanno, nella psicosomatica si esclude la parte strutturale che nell'80% dei dolori cronici non c'è, non c'è nessuna cosa rotta o comunque danneggiata e si va quindi a capire se il sistema nervoso può essere l'indizio o la causa del problema. Spero di Sì, averti risposto sì, alla, sì. alla domanda, se no dimmi. No, no, mi hai risposto sicuramente. E tu cosa risponderesti ai clienti che sono, diciamo, un po' scettici di usare un metodo così alternativo? E addirittura penso di aver capito che tu riesci a offrire questi servizi online anche, quindi a distanza. Esatto, sì, lavoro principalmente online e il motivo per cui lavoro online perché c'è molta educazione da sapere, c'è l'approccio educativo è importantissimo all'inizio. Quindi se facciamo un coaching uno a uno, comunque una terapia eh, uno a uno, io e te, ci metteremo veramente diverse ore per darti tutte le informazioni che hai bisogno prima di iniziare la terapia. E ecco perché online è molto più semplice darti un video, una serie di video da vederti, da leggere
leggere del materiale a tuo tempo e poi a quel punto, se hai domande, si fanno dopo. Tu pensa a quanto ci metteresti se vai da un normale, insomma, terapista convenzionale che ti dice, ok, vieni nel mio studio tale ora, tale giorno, e in un'ora io ti devo spiegare tutto quello che io ho Sì, imparato sì. in diversi anni. Non perché tu devi diventare un terapista, ma perché tu, da cliente, devi sapere certe cose e devi capirle per iniziare a stare bene dal punto di vista proprio autonomo, ok? Perché io potrei comunque fare la stessa cosa che molti altri terapisti fanno, ti faccio una manipolazione sul corpo, comunque un massaggio o quant'altro, tu stai bene per 10 giorni, il problema ritorna e siamo in punto da capo. E questo è quello che differenzia quindi l'approccio online digitale a quello fisico. Ovviamente ci sono poi pro e contro per tutto, nel senso che se tu vieni da me fisicamente, mi vedi, magari ti fidi di più rispetto a uno che magari vedo solo online sullo schermo, ehm, c'è sempre quella sorta di cavolo, sto pagando una persona che chissà se poi veramente mi dà tutto quello che ho bisogno, chissà se magari domani sparisce e ho dato i soldi, insomma, tutta questa parte qui ci sta. Però dopo il periodo di Covid, secondo me, abbiamo capito che questa cosa funziona molto bene, Mhm. anzi, secondo me funziona anche meglio della presenza, ok? Della presenza uno a uno, perché puoi raggiungere molte più persone, cioè se tu sei in un paese sperduto e non hai accesso a una certa tipologia di terapia che potresti averla unicamente in quel posto lì, dovresti proprio dirigerti con la tua macchina, pagare un Mm. Airbnb e chissà quante altre spese, giusto? Mm. Diciamo che all'estero, come hai detto tu, è già più conosciuto il modo di lavorare mind body therapy, lavorare online, eccetera. Forse la fortuna che hai di non avere tanta competizione, però ti rende anche un innovatore, quindi essendo uno dei primi devi anche combattere un po' contro sì, devi educare, diciamo, il cliente a questo nuovo modo di lavorare. Esatto, sì, all'inizio una delle prime resistenze appunto è dire che questa cosa io non ci credo, questa cosa io Mm. non penso sia possibile per me, non l'ho mai sentita da nessun altro perché una persona semplicemente dall'altra parte dello schermo dovrebbe aiutarmi dopo tutte le terapie che ho fatto, no? E infatti il primo step per chi arriva è quello della neuroscienza del dolore, cioè che queste cose sono comunque fondate sulla neuroscienza, non sono cose inventate o sentite a pelle. E quindi l'approccio educativo all'inizio, sia in Neurobalance che nel mio videocorso, che nel coaching uno a uno, è la prima parte è proprio quella educativa. Ed è importante comunque iniziare da là. Eh, Chi arriva solitamente ai miei prodotti o comunque al mio servizio arriva già molto educato da tutti i video che ho su YouTube, da tutto quello che c'è scritto sul mio sito web e magari se vive all'estero ed è un italiano, magari ha trovato già qualcuno che lo fa in inglese. Molte persone si affacciano a me perché magari parlo in italiano e c'è più connessione dal punto di vista proprio di lingua. Sono sicuro che c'è qualcun altro che magari lo può fare oltre me, ce ne sono. mh, non ho conosciuto nessun, diciamo, dottore, che è quello che sto cercando, un dottore laureato in medicina che fa questo, cosa che Mhm. comunque negli USA qualcuno si trova per fortuna, perché questo ti dà molta più credibilità Sì, che la medicina convenzionale si può abbracciare a questo modo di fare terapia, un approccio diciamo un po' più olistico. sì. E quindi, mentre che parli di terapia olistica un po', quali sono secondo te i benefici principali seguendo una terapia olistica verso una tradizionale? Cioè, in generale, oltre a Veneziano Therapy, ma perché uno dovrebbe provare una terapia olistica? Allora, olistico vuol dire, diciamo, si può tradurre in tutto, ok? Olistico è l'insieme di qualcosa.
tradizionale, quindi quella convenzionale che abbiamo, la medicina convenzionale cerca di specializzarsi in particolari parti del tuo corpo. C'è il reumatologo, c'è Mhm. l'ortopedico, c'è lo psicologo, c'è il fisioterapista, c'è insomma ogni professione fa una particolare cosa per il corpo. La terapia olistica dovrebbe mettere insieme più professioni e più aspetti dell'individuo. Quindi non c'è solo come muovi il collo o il tuo collo, c'è il fatto che il tuo collo è collegato al cervello, il tuo cervello è collegato a come processi le emozioni, a Mhm. come dormi, a come mangi, a come ti muovi. E se noi cerchiamo di spezzettare tutto come la medicina convenzionale fa, non arriviamo mai alla radice del problema, perché la radice del problema molte volte non è lì dove andiamo a vedere, dove andiamo a focalizzarci con la lente. Cioè se noi ci focalizziamo sul collo è da 3 anni che abbiamo dolore, le abbiamo provate tutte, probabilmente la causa non è lì, ok? E il problema è questo della medicina tradizionale. Si focalizza su una cosa sola, non guarda l'insieme, tu lo sai bene, insomma, tu ti occupi anche di un approccio, diciamo, più olistico. Sì, sì. Ehm, nel 2024, dal momento che stiamo facendo questo video, le persone sono esauste dal girare sempre a una persona diversa. E certo che è difficile trovare comunque le persone che sono formate su più approcci. Io mi sono formato sull'approccio psicologico e fisico insieme, e ci sono voluti anni e comunque ho dovuto provare su di me prima per capire che funzionava. Probabilmente le università ancora non sono pronte per questo mix o comunque continuano ancora a, a far uscire master su master, specializzazione su specializzazione, senza in realtà guardare che potremmo semplificare molto semplicemente guardando al modo in cui viviamo rispetto alle minime cose, ok? Ehm, Ho E risposto quando alla hai tua detto... domanda, Beppe? Sì, sì, sì. Scusa, mi vengono in mente sempre più domande molto Vai. interessanti come argomento. Tu hai detto che sono cose che l'università ancora non sono pronti a rilasciare, comunque a seguire. Parli prettamente per l'Italia, cioè perché tu comunque queste cose le hai imparate all'università qua in Olanda, io vivo in Olanda anch'io tra l'altro, o hai dovuto seguire un corso addizionale per arrivare dove sei oggi? Nella fisioterapia convenzionale da 3-4 anni di corso si parla del dolore cronico e comunque della mente connessa al corpo probabilmente in un corso da 10 ore, ok? Mhm. Cosa che è impossibile diventare un terapista specializzato in questo in 10 ore di corso, ok? La fisioterapia quindi già si focalizza solo principalmente sul corpo. In Olanda siamo molto più avanti rispetto ad altri paesi d'Europa e già si entra mh, in un altro approccio, un approccio ok, parla al cliente, parla al paziente, vedi se c'è qualcosa in più che crea il dolore, si fa questa cosa, ma non si va poi veramente alla pratica. Quando si parla di dolore cronico, il training che si ha nella fisioterapia è minimo, secondo me, nella medicina ancora meno. Quindi tu pensa un medico dovrebbe essere un po' più esperto sul dolore di un fisioterapista e purtroppo questo non avviene, a meno che non si fa una specializzazione. Si può entrare nella parte psicosomatica attraverso un master in psicosomatica in Olanda, che è uno dei primi d'Europa, se non nel mondo, oppure fare dei corsi di specializzazione privati, attraverso comunque varie istituzioni che ci sono oggi, negli Stati Uniti. Ho seguito varie di quelle istituzioni, come il dottor Schubiner, che si è formato attraverso altri dottori, principalmente che si occupavano di psicosomatica. Quindi ho fatto tutto, diciamo, oltre alla fisioterapia. Ecco perché
ho deciso di non neanche mettere, diciamo, il nome fisioterapista, ma dire semplicemente che ho un background in fisioterapia e tutto il resto l'ho imparato nel mentre, ehm, attraverso specializzazioni ulteriori. Ho capito. E adesso quindi sei venuto in Italia a portare questa conoscenza, hai lanciato la tua nuova società Veneziano Therapy e mi sembra di aver capito che da poco hai lanciato anche questo tuo pacchetto, questo tuo prodotto, Neurobalance. Sì. Ce ne parli un po', cosa si trova all'interno, a chi serve? Sì, allora inizialmente offrivo solo consulenza uno a uno e ho notato che ogni persona che si approcciava a me attraverso i video che già facevo su YouTube mi chiedeva sempre le stesse cose e io dovevo dire sempre le stesse cose e quindi la parte diciamo di come è creato, si crea il dolore, del Mhm. perché il dolore persiste nel tempo. Avevo già dei PDF che davo al cliente, però non erano esaustivi secondo me. E quindi ho creato vari video messi dentro questo Neurobalance, che è un corso, videocorso, una piattaforma che vai su un sito e trovi tutti i video all'interno. Ho messo tutto quello che secondo me serviva in una sessione di coaching, o se non in più sessioni di coaching, dentro il video, dentro questi video. Quindi c'è la parte educativa, che è la prima parte, e la parte, diciamo, terapeutica è più quella di mindset, il capire che se il tuo dolore non è causato da una problematica strutturale, non devi avere paura del sintomo, perché il sintomo non è un qualcosa di grave, non è un qualcosa che ti sta distruggendo da dentro, non ti sta danneggiando, ma è un falso allarme del tuo corpo creato quindi da ipersensibilità, da stress, dal modo in cui tu reagisci a questo sintomo giorno dopo giorno, da anni, da mesi, ok? E per come tu lo puoi approcciare dal punto di vista, diciamo, psicologico, se lo approcci in un certo modo, il dolore e il sintomo tende a diminuire di intensità e di frequenza, senza assolutamente nessuna terapia fisica, ok? Certo che si possono fare altre centinaia di terapie sul dolore. Il mio approccio è unicamente educativo e in modo da darti tutte le informazioni che hai bisogno senza essere toccato da nessun terapista. Questo è il mio approccio, non voglio dire che è l'unico approccio, però è quello che ha funzionato per me. Quindi terapia educativa, respirazione, quindi dare messaggi di sicurezza al tuo corpo attraverso la respirazione, attraverso l'uso del tapping. Il tapping sono stimolazioni in particolari punti del corpo per dare anche lì un input al tuo sistema nervoso che è sicuro, che è tranquillo, che è rilassato e piano piano, rilassando il corpo con queste terapie, si ricrea un ribilanciamento del sistema nervoso. C'è anche la scrittura espressiva, c'è la visualizzazione, la meditazione. Sono tutti approcci di questo tipo. Ora, noi Mhm. potremmo parlare di ognuna di queste tipologie. Il fulcro e il principio deve essere quello di capire che tutte queste terapie funzionano sempre allo stesso modo. Qualsiasi cosa noi facciamo sul corpo è per rilassarlo, per creare un'armonia tra mente e corpo. E quindi è inutile che facciamo 100.000 terapie dicendo che quella non ha funzionato, forse funzionerà quella, forse funzionerà un'altra, perché in realtà facciamo semplicemente un giro infinito per capire che in realtà non c'è niente da aggiustare, che in realtà tutto quello che facciamo è per portare calma, equilibrio nel nostro corpo e nella nostra mente. Quando la mente è calma, il corpo è calmo, il sintomo non ha senso di esistere. Ok? Deve essere, adesso non lo so, magari una domanda. Trovi Ti chiedo questo perché anch'io nel mio lavoro, diciamo, è molto importante comunque calmare la mente e avere questo bilancio tra corpo e mente.
al giorno d'oggi, secondo me, siamo molto preoccupati o comunque nella nostra testa a pensare, vedi delle difficoltà con i clienti a usare questo approccio che magari non è abituato a meditare o alla mindfulness. Come ti trovi? La difficoltà è proprio quella di dire usa questa terapia e questa terapia o questo tool, questo strumento ti risolverà il problema. E la difficoltà è proprio quella di dire usa la mindfulness e risolverai il problema. Usa il tapping e risolverai il problema. Usa il breathwork, la respirazione e risolverai il problema. Secondo me questo è un approccio che non funziona. E l'ho capito tardi, l'ho capito negli ultimi anni, negli ultimi mesi, che non è il fatto di trovare veramente la soluzione giusta, è il Mm. capire che qualsiasi soluzione lavora nello stesso modo. Quindi non puoi aspettare che è quella soluzione che funziona per te, non è il tapping, non è la mindfulness, ma sei tu che in realtà dici, ok, sono io che posso cambiare da dentro, qualsiasi cosa faccio è relativa a portare ansia, portare equilibrio e rilassatezza, relax. Quindi lavora tutto sull'ansia, lavora tutto sul modo in cui reagiamo al sintomo. Se io faccio il tapping oggi, ora, mi sento bene, ha funzionato, tra un'ora riprendo le mie attività normali, lavoro, relazioni, eccetera, eccetera. E il sintomo ritorna. Non devo essere frustrato perché dico, oh, ho fatto il tapping prima, perché adesso non funziona? Perché adesso è arrivato di nuovo il sintomo? Perché non abbiamo capito nulla. Il principio era semplicemente di dargli sicurezza al tuo corpo mentre che facevi tapping o breathwork, ma dopo non vuol dire che non devi fare niente. Ecco che qui la difficoltà arriva dicendo al cliente sempre in continuazione che non è importante cosa fa, è importante cosa pensa sul Mhm. dolore, come reagisce al dolore, come reagisce al sintomo. E questo è un qualcosa che già per me era difficile capirlo all'inizio, poi l'ho capito, figuriamoci per una persona, un cliente che si approccia a questo nuovo modo di vedere ed è molto difficile questa parte qui da fare, Immagino. da trasmettere. Sei tu e la tua reazione a come reagisce al sintomo, il problema. Non è cosa fai per portare il sintomo giù. Per portare il sintomo giù ci sono 100.000 cose che si possono fare, funzionano, ma non sono eh, a lunga durata perché poi dobbiamo ritornare nella vita normale. Non possiamo fare tapping e breathwork probabilmente per tantissimo tempo. Cosa ne pensi tu, Beppe? Tu ti occupi di breathwork? Sì, sì, diciamo che la difficoltà maggiore è appunto quella barriera di chi non è abituato a pensare in quel modo ed è magari abituato alla terapia convenzionale, eh, dove magari c'è una pillola, un massaggio, una manipolazione e il dolore passa, poi ritornerà, però diciamo che c'è la causa-effetto lì così molto visibile. Se invece si inizia a pensare a devi lavorare su te stesso, risolvere traumi e magari avere un po' un bilancio, fare un bilanciamento fra corpo e mente, e si potrebbe anche andare a parlare di anima, ma quello adesso facciamo un'altra volta. Diciamo che magari non è facile per tutti, magari. Hai Sì, ragione. sì, Ma sì, infatti, esatto. quindi tu come per un potenziale cliente che ci sta ascoltando, che magari ha provato tantissime cose, probabilmente la maggior parte è terapia convenzionale, ma magari ha provato anche qualcosa nell'olistico, ed è rimasto ancora con questi dolori cronici, come consiglieresti di iniziare il suo percorso? Se ha provato già pratiche alternative, probabilmente sa già che la terapia convenzionale non funziona in questi casi. Quindi sappiamo che ha già un approccio, un mindset un po' più aperto e già è un punto di partenza. Qualche giorno fa, giusto, ho fatto una consulenza per un cliente che vedeva già i miei video, aveva già provato
tutte queste cose che stavamo dicendo, la scrittura espressiva, Mm, il tapping, mi seguiva da diverso tempo e ha voluto semplicemente chiedermi cosa devo fare se tutto questo però non funziona. E, e lì diventa difficile. E lì diventa difficile dalla mia parte dirti cosa devi fare, perché non c'è veramente, non posso dirti, ah, allora se non hai, se hai provato la scrittura espressiva e non funziona, prova il tapping, magari il tapping funziona. Diventa un giro infinito che non dà beneficio a nessuno. A quel punto bisogna fare un passo indietro, ritornare sull'educazione al dolore, sulla neuroscienza e mm, dire, ok, hai ben capito che tutto i sintomi che stai in questo momento sentendo non ti devono fare paura e tu magari consciamente dici di sì, però inconsciamente se il sintomo arriva è perché il tuo sistema nervoso è in costante ansia, è in costante preoccupazione per qualcosa, che può essere o per il sintomo stesso, il fatto di dire, cacchio, mi arriva questo dolore e non riesco a fare giardinaggio, non riesco a fare bricolage. Questo è stato un esempio del mio cliente. E cosa devo fare? Io ti chiedo, tu hai ancora paura di quel sintomo? Questo è il problema. Se tu hai mm. ancora paura di quel sintomo che sta arrivando e ti sta debilitando, è perché comunque non l'hai ancora accettato. E accettare il sintomo per come è vuol dire semplicemente non ignorarlo, ma accettarlo. E lì so che non è dannoso per il mio sistema nervoso. Abbiamo fatto già la prima parte educativa. Ovviamente non tutti i problemi cronici sono di questo tipo, ma la maggior parte dei dolori cronici non hanno una problematica di struttura. Ok? La fibromialgia, per esempio. Non sei in pericolo di vita. Non è che se tu ti muovi danneggi qualcosa. E quindi, e quindi, se hai capito questa cosa, il sintomo quando lo senti reagisci in modo diverso, reagisci con indifferenza. E lì, ok, ecco che qui è tutta una questione di mindset. Non è facile. È un po' come quando sei in mindfulness, in meditazione, tutto quello che senti lo senti nel corpo, lo accetti, non reagisci. Il fatto di non reagire è quella la terapia e possiamo fare 100.000 tapping, 100.000 breathwork ogni giorno. È vero che diamo input al nostro sistema nervoso di abbassare la guardia, ma non lo puoi fare 24 ore su 24. Cosa fai nelle altre ore quando hai finito la pratica? Sì. Continui a reagire al dolore con ansia, preoccupazione e lì si crea un circolo vizioso. L'educazione e il mindset sono molto importanti, quindi. Quindi alla fine tutto si racchiude su quello, Mm. sull'educazione, capire cosa succede, mindset, essere aperto e avere consapevolezza che quello che stai facendo lo stai facendo per il tuo corpo e come pensi e come reagisci ai tuoi pensieri è super importante. Facile da dire, difficile da fare, anche io stesso quando arriva il dolore, ogni tanto arriva, dico cavolo, perché proprio adesso? Perché ehm, perché non posso stare tranquillo oggi per qualche ora mentre che sono al computer che sto scrivendo questa mail? Eh, Però lo so, lo lascio stare, capisco da dove arriva e piano piano va giù. Magari per non fare il video di oggi troppo lungo, dopo nella descrizione metti qualche link, qualche video che può aiutare un potenziale cliente o comunque qualcuno che soffre di dolore cronico a dove iniziare, magari sull'educazione al dolore o Certo, qualche esercizio specifico che qualcuno può provare. So certo. che tu hai tanti video già nel tuo canale, quindi ti invidio un po'. Quindi metti pure qualche link per così aiutiamo qualche Certo, cliente. volentieri, volentieri. Senti, invece, Veneziano Therapy, sei arrivato o vedi qualcosa nel futuro, vedi qualche sviluppo in qualche terapia, diciamo, olistica o di qualche direzione nel futuro che ti interessa molto e che pensi di seguire? Buona domanda. In questi mesi sono molto concentrato sul dare al singolo, al cliente singolo o a un gruppo di clienti attraverso Neurobalance.
dovessi pensare che Neurobalance diventerà un qualcosa di molto più divulgato, ok? Molto più grande in Italia, probabilmente lo step successivo sarebbe quello di formare non solo i clienti, ma anche i professionisti. Quindi Mhm. pensare di dire, ok, se io sono un fisioterapista e non so queste particolari fattori del dolore. Posso formarmi con magari un neurobalance per i professionisti, ok? Creare quindi qualcosa che magari va sull'educazione non solo della popolazione normale, ma anche di quella dei professionisti. E chi lo sa che magari nel futuro si crea anche un centro dove più terapisti possono semplicemente fare un gruppo, un team per dare possibilità anche a quelle persone che magari dal punto di vista digitale non sono così, non vogliono magari arrivare a un videocorso o un coaching Mhm. online. Quindi avere proprio un fisico, un posto fisico dove andarsi a rivolgere. Potrebbe Bello. essere una cosa carina, però in questo momento sono focalizzato unicamente sulla mia Sì, sì. via, sul cliente direttamente. Però è bello sognare, avere un goal anche a lungo termine. Sì, E sì. dove ti vedi? Sempre in Italia o non è detto ancora? Guarda, il fatto di essere ritornato in Italia, perché adesso sono a Cagliari, sono in Sardegna, mi ha dato molta motivazione perché quando sono arrivato qui in Italia veramente non vedevo nulla, non vedevo nessuna soluzione di questo tipo. Questo è stato uno dei motivi per cui torno in Italia, mi volevo immergere di italiani per capire uno a uno, parlare con le persone, capire come stavano cos'è che mancava e magari connettermi anch'io stesso con i stessi terapisti, professionisti. Infatti nel mio podcast intervisto comunque anche altri professionisti, come nel tuo caso, che però sono anche in Italia o sono all'estero. Mhm. Nel futuro non mi vedo probabilmente principalmente in Italia, probabilmente potrei vivere diciamo in altri posti d'Europa in questo momento o nel mondo. In questo momento sono tranquillo qua, non posso chiudere le possibilità, diciamo, a altri posti d'Europa o del mondo, perché con la terapia digitale la puoi fare comunque ovunque, soprattutto Sì. con Neurobalance. Potrei comunque occuparmi di altro, magari di di divulgazione semplicemente attraverso eventi all'estero, o comunque solo divulgativi, non solo di terapia. Quindi sì, perché no? Andare via anche per un periodo di qualche mese in altri paesi per divulgare questo approccio, che comunque non sono io a averlo inventato, che sembra che magari sono io a averlo inventato in realtà. Ho imparato tutto da chi è arrivato prima di me. Però in Italia sei uno dei pochi, se non l'unico, mi sembra di aver capito, che ha portato questo approccio, giusto? Di aver portato l'approccio di aver unito queste terapie, sì. Sì. L'approccio della mindfulness c'è già da diversi anni, da diversi terapisti. L'approccio del tapping c'è diversi anni da diversi terapisti. Ma Il fatto di collegato al collegare. dolore cronico, come cura per il dolore cronico, o è più C'è relativa a c'è mindfulness? qualcuno che lo fa a livello proprio anche solo del dolore in modo generale. Mm? Io mi occupo solo di patologie nociplastiche, quindi dolore cronico, con non problematiche strutturali. Di che io sappia oggi non ho trovato nessun altro, quindi magari c'è, se lo Sì. trovate, c'è qualcuno che lo fa in Italia, italiano, fatemi sapere perché mi interesserebbe comunque mettermi in contatto e intervistarlo. Beh, qui hai detto fatemi sapere come possono sia i professionisti o un potenziale cliente o qualcuno solo che ha qualche domanda ed è interessato, come può mettersi in contatto con te? Vabbè, la prima cosa da fare è andare sul mio sito web venezianotherapy.com, vedere di cosa mi occupo, che servizi e prodotti posso offrirvi per aiutarvi. Abbiamo già Neurobalance. Neurobalance è un corso che trovate nel sito. Sono attivo principalmente su YouTube con vari video che
escono settimanalmente, e un'altra possibilità potrebbe essere quella di entrare in contatto con me con le newsletter settimanali che sono ogni sabato, scrivo qualcosa, divulgo qualcosa per darvi degli step pratici su cosa fare per iniziare a star bene da questo punto di vista del dolore cronico. E a quel punto semplicemente puoi andare, se vuoi entrare nella newsletter, vai su venezianotherapy.com e lì nella prima pagina trovi il modo per entrare a ricevere queste email, senza spendere ovviamente niente, è in modalità gratuita. C'è eh, molto materiale gratuito sul sito se non si vuole iniziare direttamente con il videocorso o le sessioni di coaching. Bene, bene. Io penso che siamo arrivati quasi alla fine. C'è qualcos'altro che vorresti condividere che magari mi sono dimenticato di chiedere? O qualcosa che... Ma una cosa che magari tendo a vorrei sottolineare nuovamente, che è veramente qualcosa che ci sto pensando negli ultimi giorni. Mhm. All'inizio pensavo che, solo anche per me, per la mia situazione, che c'era sempre qualcosa che mancava per fare il salto di qualità a livello appunto di terapia. Pensavo che il tapping fosse la risoluzione a tutto, perché avevo già provato le altre terapie e quindi il tapping aveva funzionato per me, senza però poi capire che in realtà era veramente il mindset, come ti approcci alla vita, come ti approcci al sintomo e cosa sai di quel sintomo. Voglio solo sottolineare questo di smettere di provare e riprovare prodotti o cose particolari che cercano per darti un sollievo, diciamo, immediato perché non esiste, fin quando non capisci come il tuo corpo e la tua mente funziona. E non è nulla di complicato, è semplicemente essere aperti, provare, sbagliare e chiedere aiuto a persone che, terapisti o persone che hanno già provato queste cose, come sono state per loro, tipo te, Beppe, chiedere a te come funziona il breathwork, come funziona la scrittura, e vedrai che tutte hanno le cose molto in comune. Poi decidi tu quale tool utilizzare, però è semplicemente come ti approcci tu a quel tool che fa la differenza. E anche Eh, perché... No, scusa. no, no, avevo finito. No, dico anche perché continuare comunque con una nuova pillola o una nuova manipolazione e aspettarsi un risultato diverso dalle altre 50 volte che l'hai fatto non è molto sensato. Quindi, why not provare qualcosa di nuovo e qualcosa di innovativo che comunque ha già dato risultati a tante altre persone e essere aperti, diciamo, provare qualcosa di nuovo, anche se non è, diciamo, una cosa così comune ancora in Italia. Esatto, mainstream. Esatto. Esatto, esatto, ben detto. E grazie a tutti allora per grazie Beppe per avermi intervistato, per avermi invitato a Un questa piacere. sessione. Un piacere, grazie a tutti. Grazie Alessio. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao.